Cateno De Luca, su quale base si potrà realizzare il suo progetto in Sicilia? Liberando la Sicilia da queste caste politiche, ovviamente, che hanno dimostrato, al di là dei colori, di non avere né la sensibilità né la capacità di garantire sviluppo, legalità e vero governo e produttività per questa terra. Questi ultimi governi, che ha coinvolto tutto l'arco costituzionale, dimostrano per l'ennesima volta che c'è un problema di sistema, cioè bisogna demolire questo modello di regione siciliana, decentrare al territorio poteri, funzioni e risorse, liberare il territorio da tutte le angherie e soprattutto da tutti i condizionamenti dell'alta burocrazia regionale, che ormai rappresenta un pizzo legalizzato che le imprese pagano in termini di ritardo e in altri termini, che ovviamente scoraggiano non solo le imprese ma rallentano anche i grandi investimenti. In vista di ottobre si cominciano già a delineare i possibili scenari, le candidature di Crocetta, di Fava, di Miccichè. Cateno De Luca dove si colloca in questo contesto? De Luca ha sempre dimostrato di essere autonomo e ne ha anche pagato le conseguenze, quindi non c'è da fare una riflessione in questo momento dove collocarsi, anche perché tutti questi potenziali candidati alla presidenza della regione non parlano dei fatti concreti e dimostrano di non conoscere i problemi della Sicilia. Noi non ci piace questa politica degli annunci, abbiamo già sottoposto e inviato i primi 15 punti programmatici di ciò che noi intendiamo come rivoluzionare il sistema. Ovviamente, se come immaginiamo nessuno avrà la capacità e la sensibilità di confrontarsi su temi puntuali, non abbiamo alcun timore nel portare fino in fondo il nostro progetto. De Luca potrà candidarsi alla presidenza della regione? Assolutamente sì, nessun problema osta da questo punto di vista, anzi sono stato forse il parlamentare che in questi anni ha dimostrato grande responsabilità e grande senso di discontinuità. Ho presentato migliaia di emendamenti, ho fatto battaglie in Parlamento, ho rotto anche certi schemi in funzione di interessi generali e di conseguenza anche aver bloccato per giorni il Parlamento su alcune norme importanti come la riforma sui rifiuti, che avevo già detto nel 2010, a marzo del 2010, che non avrebbe avuto seguito e non avrebbe avuto senso e che era senza copertura finanziaria, e soprattutto che avrebbe mandato in bancarotta tutti i comuni. Tutti questi temi allora sono stati da me sostenuti in Parlamento, ma purtroppo il Parlamento non ha quella, ripeto, sensibilità per risolvere i veri problemi della Sicilia. Allora oggi questa presa di coscienza porta a un'azione forte che non mi crea neanche il minimo timore se ritornare o non ritornare a Palazzo dei Normanni, perché francamente oggi il tema è diverso. Mi verrebbe da dire: o si fa la Sicilia o si muore, nel senso che o si fa la Sicilia tutti quanti ce ne possiamo andare.